E siamo agli spettacoli. Nonostante il freddo e il fango del Parco della Lesa, ieri Sting, il pungiglione di Newcastle, ha fatto cantare i circa 7.000 fan arrivati a Cividale per l'ultimo appuntamento di Mittelfest, un viaggio lungo 40 anni di carriera, dai primi brani dei Police fino ai brani che riguardano la sua produzione da solista. È andato lì per noi Antonio Di Bartolomeo, vediamo. Non è stata proprio una serata da temperatura estiva quella di Cividale ieri, con i 7.000 spettatori paganti infreddoliti come questo fan bolognese in maniche corte. Allora c'era 30 gradi, quindi pensavamo che fosse la stessa cosa. A scaldarli ci ha pensato il cantante inglese con i pezzi storici più noti anche dei tempi dei Police. Lui, sul palco, sfidando il fresco e il vento, ha mostrato un fisico ancora invidiabile, nonostante la non più giovanissima età. Preparato anche la maglietta di ordinanza. Sì, peccato che c'è un po' di freddo, ma non temiamo questo. Emozione di vedere Sting dal vivo? Beh, grandissima, anche perché dopo tanti anni lo rivedo, insomma, molta. Aspettavamo con ansia, pensavamo che non si facesse per via della pioggia, ma per fortuna ci ha lasciati in pace. Il pubblico, molti gli stranieri, è accorso ordinatamente al Parco della Lesa e atteso con pazienza in fila e controlli di sicurezza. Notevole la presenza di personale di vigilanza privata coadiuvata da 15 poliziotti che hanno anche denunciato un bellunese di 40 anni per bagarinaggio. Numerosi gli oggetti requisiti all'ingresso perché proibiti gli ombrelli i più gettonati. Il pubblico, dicevamo, attendeva solo l'occasione giusta per muoversi un po' al ritmo della musica. La chance è arrivata a metà concerto con A Message in a Bottle, come possiamo documentarvi solo in fotografia a causa dei limiti ai diritti imposti dalla produzione internazionale del concerto alle nostre riprese. Sting invita gli spettatori ad alzarsi dalle sedie ed rompete le righe tutti in piedi sotto il palco verso la fine del concerto e dell'edizione 2017 di Mittelfest a Cividale.